che accolgono il Signore nella propria vita e vivono, ecco, proprio come ci dice la liturgia, la vita nuova dei redenti, dei salvati. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Auguri. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Deus te salve María, piena de gracia, su Señor es contigo. Benedicta es tú entre tus arterias, benedicto su fruto de estas entrañas, tu Jesús. Santa María, Mamá de Dios, prega por nosotros los pecadores. Deus te salve María, piena de gracia, su Señor es contigo. Benedicta eres tú entre tus arterias, benedicto tu fruto de estas entrañas, tu Jesús. Prega por noi santos pecadores, ora e sa morteno.
pecadores, hoy sois amor eterno, vayamos Jesús. Deus te salve María, llena de gracia, su Señor es contigo. Benedicta es tu entre tus alfeminas, benedito su fruto de esas entrañas, tu al Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, hoy sois amor eterno, vayamos Deus te salve María, llena de gracia, su Señor es contigo. Benedicta es tu entre tus alfeminas, benedito su fruto de esas entrañas, tu al Jesús. María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, hoy sois amor eterno, vayamos Deus te salve María, llena de gracia, su Señor es contigo. Benedicta es tu entre tus alfeminas, benedito su fruto de esas entrañas, tu al Jesús. Ciao. Come diciamo si sono arrivando che venendo dai coreani. Oi, salut. Arrivando. Queste sono in cue. Ecco la gente sta in piazza, hanno ermetta, sei idee su queste, però insomma una certa vitalità per sempre. Ecco la macchina sul barrazzello, che è sempre puntuale.
per il suo servizio, complimenti. Tanto Francesco, io pure da servizio. Come ti consiglio? Ecco, non mancate mai voi, sai? Mai. E approfitto a dare gli auguri a tutti vizi a suo mondo. Ecco qua. Auguri di buona Pasqua, in salute e in allegria. Bene, bene, Francesco. Arriva. Voi salute. Salve Maria, plena de gracia, su Señor es con tu. E benedicta eres tu inter todas feminas, e benedictus fructus de esas entrañas tuas, Jesús. Santa María, Mamma de Deus, ruega pro nobis los pecadores, Ecco, fratello sono già in tranne. Il fuciliere sono già in qui sopra. Ecco. Ecco Zinchino.
sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Solo
alla vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte. Signore, nostra pace, Kyrie eleison. Cristo, nostra Pasqua, Christe eleison. Signore, nostra vita, Kyrie eleison. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. concedi a noi che celebriamo la risurrezione del Signore di rinascere nella luce della vita, rinnovati dal tuo Spirito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. La
a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti. E ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare che egli è il giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. A lui tutti i profeti danno questa testimonianza. Chiunque crede in lui riceverà il perdono dei peccati per mezzo del suo nome. Parola di Dio. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci e esultiamo. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Dica a Israele, il suo amore è per sempre. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci e esultiamo. La destra del Signore si è innalzata, la destra del Signore ha fatto prodezze. Non morirò, ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci e esultiamo. La pietra scartata dai costruttori è divenuta pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci e esultiamo. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio. Rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi apparirete con Lui nella gloria. Parola di Dio. Alla vittima pasquale segnati oggi il sacrificio di nove. L'agnello ha redento il suo gregge, l'innocente ha riconciliato noi peccatori con il Padre. Morti e vita si sono affrontate in un prodigioso duello. Il Signore nella vita era morto, ma ora vivo trionfa. Raccontaci, Maria, che hai visto sulla via. La tomba del Cristo vivente, la gloria di Cristo risorto e gli angeli suoi testimoni, il sudario e le sue vesti. Cristo, mia speranza, è risorto e vi precede in Galilea. Sì, ne siamo certi, Cristo è davvero risorto. Tu, Re vittorioso, abbi pietà di noi. Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato. Facciamo festa nel Signore. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era
e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove lo hanno posto. Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma volto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. Parola del Signore. Cristo è davvero risorto. E questo il messaggio, l'annuncio che viene da questa nostra liturgia. Noi siamo certi, davvero il Signore è risorto. Non soltanto lo accogliamo come messaggio, ma davvero lo celebriamo nella nostra vita, sapendo che cosa significa per noi il fatto che il Signore è risorto. Gesù risorgendo vince la morte, vince il peccato. Se noi lo accogliamo, ecco, in Lui, anche noi avremo il dono, la capacità, la grazia, la forza di vincere il male. È il messaggio che ci diceva San Paolo nella seconda lettura. Noi morti con Cristo, con la sua morte, risorgiamo. E allora guardiamo, pensiamo alle cose del cielo. Carissimi, la nostra vita cambia. Da questo evento che trasforma la storia degli uomini, la nostra storia personale. La tomba vuota è il segno, è in qualche modo la garanzia che davvero il Signore è risorto, ha vinto la morte. E allora accogliamolo nella nostra vita. Soprattutto sappiamo davvero vivere la sua risurrezione, la sua salvezza. Testimoniamola e annunciamola con la nostra parola. A tutte le persone che oggi incontriamo, faremo gli auguri, è uno segno di gentilezza. Esprima, ancora di più la nostra fede. Il dono che noi vogliamo far arrivare a tutti è proprio questo, che il Signore è risorto, che il Signore è vivo, che il Signore è con noi. E se il Signore è con noi, allora non temiamo, non abbiamo paura. È vero che gli scenari mondiali purtroppo sono tristi, perché condizionati dalla guerra, perché purtroppo c'è l'ingiustizia, perché c'è la violenza. Però noi non temiamo, proprio perché il Signore è risorto. E allora con il Signore possiamo davvero superare e vincere anche tutte queste realtà. Portiamo l'annuncio del Signore in modo particolare alle persone sole, alle persone tristi, a chi è malato, a chi vive una condizione che un
umanamente direbbe non c'è speranza. Il Signore è risorto e con il Signore risorto noi vogliamo vivere certamente la gioia, la pace, tutto quello ecco che Lui ci dona. Carissimi, auguro a tutti una serena, una felice, una santa Pasqua in Cristo